get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Allora, fa un passaggio da noi, gli offriamo anche il caffè magari, il nostro caro direttore Alberto Feltrin, che Sì. introduce la puntata di oggi. Ciao Damiana, Ciao buongiorno ai Alberto. telespettatori. In realtà oggi, più che una tazzina di caffè, ci vorrebbe una flutta di champagne, anzi visto che siamo veneti e veneto-friulani, diciamo perlomeno una flutta di cartizze, ecco. E Cartizze, visto che io sono prosecchini. trevigiano, naturalmente devo promuovere Certo, i prodotti i locali. prodotti della mia terra, della terra Ma della mia perché origine. Alberto? Grande successo? Perché ci siamo, Damiana, siamo in digitale, già lo avete visto ieri, e ci siamo anche alla grande perché a dispetto di qualche voce diciamo della vigilia che pronosticava che Telechiara poteva essere tra le escluse dalle... Qualche gufo, i I soliti gufi ci sono sempre e noi abbiamo lasciato correre perché sapevamo che così non Certo. doveva essere. Ebbene, ci siamo. Siamo, e lo vedete perché naturalmente se ci state seguendo ci siete, sul canale 14 Quindi in ufficialmente è il Veneto. canale di Telechiara. In Veneto, e questo è destinato ad essere il canale di Telechiara, quindi perlomeno in Veneto. Ricordo che ci saranno ai friulani, diciamo i telespettatori del Friuli Venezia Giulia, ricordo che prossimamente tra il 3 e il 4 ci sarà il passaggio al digitale, il cosiddetto switch off, perché lì per esempio in provincia di Pordenone e di Udine siamo già in digitale anche noi. Ci sarà lo switch off appunto tra il 3 e il 4 e quindi tra il 3 e il 4 si spegnerà anche in Friuli Venezia Giulia la televisione analogica e anche lì tutti saranno e tutti saremo in digitale. La speranza è che possiamo avere il canale 14 anche lì, così insomma siamo su tutto il territorio di copertura, siamo allineati. Ecco, è stato diciamo sì, non semplicissimo, ieri è stata una giornata abbastanza complicata per tutti, in realtà abbiamo superato la prova, ecco, e questo è abbastanza importante. Io vorrei così fare un po' un invito, intanto oltre alla soddisfazione, che non è una soddisfazione semplicemente nostra, ma è una soddisfazione naturalmente condivisa con i telespettatori che ci possono trovare abbastanza facilmente senza dover fare passare 1000 canali prima di raggiungerci, ci raggiungono semplicemente con un po' una decina di clic sul telecomando, poco più, fino al insomma, 14. quindi, ecco, fino al 14, quindi una soddisfazione, dico, perché siamo tra i di primi, casa, ecco, certo. oltre che tra i primi, ma siamo di casa, quindi in qualche maniera è stata confermata questo lungo lavoro di 10 anni, ricordiamo che ne compiamo peraltro 20 proprio quest'anno, e quindi è un lavoro importante che è stato maturato a poco. Telechiara è nata come tante televisioni regionali con un progetto certamente ambizioso ma piccolo, che è stato coltivato nel tempo, che si è affermato, e questo, il raggiungimento di questo traguardo è un'affermazione anche di ciò che ha rappresentato Telechiara. Non ci siamo arrivati pagando qualcuno o chiedendo chissà che cosa, ci siamo arrivati con perché l'impegno. c'è una graduatoria che prevede una valutazione di tutta una serie di componenti, di elementi, che ha premiato il lavoro di questi anni. Quindi è stato un buon lavoro per tutti, del personale tecnico, giornalistico, dell'editore, degli editori, perché noi ne abbiamo anche tanti, del consiglio di amministrazione, un lavoro certamente difficile che ci ha portato a un traguardo importante. Io vorrei, rubo ancora 30 secondi giusto per dare due informazioni.
informazioni, ricordatevi, già l'avevo detto ieri, non c'è nessun incaricato da parte di Telechiara di entrare nelle case per sintonizzare televisori, decoder, eccetera. Questo è importante Bravo, fai bene a che lo ricordarlo. sappiate, e ditelo anche e soprattutto alle persone anziane, alle persone sole, perché purtroppo in Ci questi sono già stati casi episodi, ci vero sono Alberto? episodi, c'è chi se ne approfitta, i truffatori esistono purtroppo, e se ne approfittano soprattutto delle persone deboli. Un'altra informazione, se la volete passare a chi conoscete, non ci vede o ha delle difficoltà, ricordatevi che soprattutto nei condomini o in quegli impianti amplificati che sono stati appositamente nel corso degli anni sistemati in maniera tale da poter avere dei filtri antidisturbo, eccetera, potrebbe accadere che Telechiara, come altre emittenti o addirittura le emittenti nazionali, come è capitato a me, non si vedano. Serve un semplice intervento di un antennista che tolga quei Quindi filtri, controllare le e antenne, quindi vero? ecco, Ne parlavo eventualmente ieri col mio papà. vanno controllate appunto le antenne. E ultimissima Sì? osservazione, se posso dire, dalle telefonate che abbiamo ricevuto, tantissime, centinaia, ieri gli SMS che ci sono arrivati, abbiamo avuto la sensazione di un mondo che non sa fare a meno della televisione in qualche maniera. Sotto un certo punto di vista questo un po' rattrista, perché ci apre un mondo anche di persone sole che È vero, vivono della televisione, perché la televisione è diventata per l'unica loro l'unica compagnia. compagna della loro vita, e nel momento in cui questa si spegne nascono Dei vuoti dei vuoti profondi. Ecco, esistenziali, è questo vero. davvero dispiace, perché significa che parlavo con una signora, per esempio, che mi diceva, le dicevo, ma non ha nessuno che magari giovane, che magari conosca la tecnologia? No, mi dispiace, non ho nessuno. Ecco. E quindi chiamano magari a E Telechiara per questa, chiedere un questa è una supporto. tristezza, significa che c'è una società che non sa accorgersi anche di queste solitudini. È vero Alberto, d'altro canto fa sentire così un po' più di valore Beh, nel nostro certo, piccolo ruolo, magari di fare il compagnia piccolo alle ruolo che noi persone. abbiamo è anche questo, di far compagnia a tante persone che sono sole, non solo anziane, Sì, ci sono certo, di tutte le età, anche dai persone giovani ai giovani, meno disabili, giovani. eccetera, che vivono questo piccolo mondo. La televisione serve anche a questo, ad Dà un po' il aprirlo. senso anche del nostro lavoro, del nostro piccolo Certo, aprire una contributo. finestra un po' sul mondo, sulle bellezze che non si possono raggiungere in altra maniera. Mi Va fermo qui, bene, Damiana. Alberto, grazie comunque, allora tanti motivi per brindare, quindi al posto del caffè dopo ci beviamo un Benissimo, bicchierino di certo. cartizze, come hai suggerito bene tu. Allora ringraziamo il nostro direttore Alberto Feltrin, grazie Alberto, e adesso amici vi lascio delle immagini rilassanti che sanno davvero di benessere, sono quelle dello splendido Hermitage Bel Air Medical Hotel di Abano Terme. Guardiamoci l'introduzione che sarà poi appunto l'argomento della prima intervista di oggi. A dopo.
Mi sono immersa in questo paradiso di appunto relax, come dicevo prima. Abbiamo visto, amici, le immagini dell'Hermitage Bel Air Medical Hotel. Abbiamo qui il suo amministratore, il giovanissimo ingegnere Marco Maggia. Benvenuto, Buongiorno, benvenuto Marco. grazie dell'invito. È un piacere, sei giovane, giovanissimo, quindi insomma diciamo subito di darci del tu. La mia domanda di Volentieri. rito, insomma, ma con un giovane mi sembra una cosa molto più facile. Allora Marco, immagini, dicevo, splendide, tu sei l'amministratore di questo hotel che ha sede ad Abano Terme, Sì, noi ci vero? troviamo in località Monte Ortone, Mhm. è una zona alle pendici dei Colli Euganei, al confine tra i comuni di Teolo e di Abano Terme. Ecco, mi spiace, sento che è un po' Sì, di chiedo scusa, raucedine, no, lo dico forse perché l'emozione. l'emozione, no, non ti preoccupare, tanto parlo molto anch'io Sì, insieme ai miei ospiti. E allora, dicevamo, Hermitage Bel Air Medical Hotel ha sì, questa accezione appunto di medical hotel, sì, perché il tuo hotel, quello della tua famiglia, della famiglia Maggia, sì, ha un primato, sì. vero? Vogliamo dirlo? Primo All- ambulatorio specialistico. Sì, l'Hotel Hermitage alla fine del Mhm. 2008, dopo numerosi sforzi e molte difficoltà, è riuscito ad inaugurare il primo ambulatorio specialistico di riabilitazione e medicina fisica della Regione Veneto, con la caratteristica di essere inserito all'interno di un resort termale. Quindi, alla fine del 2008, all'inizio del 2009, abbiamo potuto inaugurare una struttura molto Mhm. innovativa Mhm. perché integriamo le caratteristiche di una struttura sanitaria Mhm. qualificata e certificata con le caratteristiche di accoglienza e di benessere tipiche dei resort termali del nostro Quindi territorio. unendo l'aspetto salutistico a quello prettamente rilassante, diciamo Esattamente. anche vacanziero. È un primato non da poco perché Certo, c'è la valorizzazione appunto di un aspetto medico che non tutti gli alberghi comunque hanno, esattamente. perlomeno non riconosciuti a questo livello. Poi si sa che Abano e Montegrotto, comunque la zona termale, è famosa in tutto il mondo, è la più grande in Europa, È vero? A la livello di principale fangoterapia. destinazione termale Sì. d'Europa per ricchezza di fanghi e di acque, per la ricchezza naturale che caratterizza il territorio aponense Ecco, ci sono del tra bacino l'altro euganeo. notizie interessantissime con dati anche specifici sui fanghi, no? La qualità Certo, di questi fanghi, l'utilizzo in termini proprio anche di salute. Dopo sì, ne parliamo magari più approfonditamente. molto volentieri. Però chiedo poi alla regia di mandare ancora altre immagini che hanno introdotto, prima l'abbiamo visto, l'intervista di oggi, ma ecco, vediamo sempre Hermitage Bel Air, hai portato appunto un video, questo è relativo appunto al Medical Hotel, quindi la sezione più specificatamente legata all'aspetto curativo, Certo. vero? Vediamo la Questa è piscina, la insomma, piscina esterna, quindi la davvero piscina interna. coperta, esattamente. Ecco, qui vengono La appunto anche, nostra sala da mamma che pranzo ha meraviglia. una caratteristica, la struttura è Mhm. originaria della fine Ma dell'Ottocento. infatti stavo dicendo che mi ricorda qualcosa di asburgico Sì. quasi, La insomma, mia un po' di famiglia viennese. gestisce l'hotel e ne è Mhm, proprietaria dagli anni 60. mhm. La nostra sala ristorante ha conservato le caratteristiche architettoniche del secolo Quindi scorso. c'è anche un'atmosfera davvero suggestiva, legata un po' al passato, quindi inevitabilmente romantica, Certo, come piace a me e penso anche a moltissimi ospiti che vi seguono da anni, appunto perché la certo, famiglia gestisce l'albergo da molti anni, mi sì, dicevi, allora avrete degli ospiti affezionatissimi. sicuramente. Bene, qui vediamo anche una bella palestra, Sì, lo questa è una spazio. delle camere. Moltissimi, noi abbiamo 48 suite e Mhm. questa era la caratteristica di disporre anche di un giardino privato. Ogni camera ha Addirittura. un suo spazio di verde, si affaccia sul suo Ecco, spazio di verde vediamo la privato. splendida vista dei colli Gane, euganei, certo. meravigliosi. Ecco, davvero, per chi è stressato, ma non solo, Sì. in generale, solo queste immagini ritemprano lo spirito. Quello che ci tengo a precisare è che l'aver inaugurato una struttura con queste caratteristiche permette oggi di rispondere in modo estremamente efficace a dei bisogni tipici del giorno d'oggi Mhm. praticamente. Abbiamo valorizzato la ricchezza termale, il potere terapeutico naturale della nostra risorsa termale, però la collaborazione sia con le università, noi vantiamo collaborazioni nell'ambito del dimagrimento e dei problemi metabolici, una partnership con l'Università degli Studi di Milano. Ecco, ho visto che avete molte partnership in questo senso, Esattamente. con istituti Nel- specialistici in medicina. Esattamente. L'avvento dell'ambulatorio specialistico ci consente di dialogare con le altre discipline mediche, Mhm. quindi da noi operano un ortopedico, un fisiatra, un dietologo e un reumatologo. E la sinergia tra riabilitazione,
terapie fisiche, noi disponiamo della laser terapia, della magnetoterapia, di tutti gli ausili Però. tipici della riabilitazione. La sinergia però con l'acqua, con l'idrochinesi, con l'ambiente termale e con l'hotel, quindi poter fare una riabilitazione intensiva risiedendo all'interno della struttura, ci consente di erogare dei programmi, dei protocolli riabilitativi particolarmente intensivi, che consentono al paziente di dimenticare i problemi connessi con le barriere architettoniche, Beh, questo è con i problemi importantissimo. domestici, con il trasporto da e per i centri di riabilitazione tradizionali. Queste caratteristiche ci consentono di diminuire i tempi di recupero, di abbattere moltissimi costi indiretti che le persone devono affrontare allorquando o per traumi o per interventi chirurgici o per fenomeni legati all'invecchiamento, al naturale invecchiamento, Certo. devono fare della riabilitazione, devono fare dei programmi di riabilitazione, farli all'interno di Hermitage consente di avere tutti i servizi all'uscita della propria camera d'albergo, di eliminare i problemi di trasporti e di avere grandissima autonomia. Da noi sia l'anziano, sia il disabile, sia la persona che ha problemi legati alla capacità di movimento, non necessita né di una badante né dell'assistenza familiare, perché l'unione di ambulatorio, stabilimento termale ed hotel abbraccia tutti i bisogni di queste persone. Beh, complimenti perché è davvero una serie di servizi, un ventaglio davvero di opportunità uniche, Da direi, un nel anno suo stiamo verificando che soprattutto in ambito post-chirurgico, in seguito a protesi d'anca, protesi di ginocchio, Anche la spalla, so, vero? sì, Nel mio caso sai che ho una clavicola un po' fratturata, insomma, quindi devo quegli magari ospiti che intervenire. hanno sperimentato la nostra struttura hanno visto con un soggiorno intensivo di 2 o 3 settimane, a seconda della capacità di reazione del soggetto, hanno potuto recuperare quell'autonomia domestica senza la necessità dell'aiuto di amici, di parenti e senza sovraccaricare la famiglia, insomma, Ecco, rientrando poi alla loro vita domestica entro un mese dall'intervento. quindi Insomma. ritemprati sotto Sì. tutti i punti di vista, E mentale e di fisico. nuovo con la loro autonomia funzionale e domestica recuperata a pieno. Insomma. Perfetto, ma una curiosità, adesso indicavi Marco delle tempistiche, no? Dicevi Sì, 2 o 3 settimane per poi tornare magari dopo un mese circa sì, perfettamente, insomma comunque esattamente. recuperati. Quello è il tempo indicato, suggerito per la Allora, in riabilitazione? ambito medico non si fanno mai promesse, Mhm. quello che posso dire è la valutazione dei risultati avuti ad oggi. I risultati però si hanno soggetto per soggetto e in base alla patologia e al problema che Certo. hanno le persone. Io consiglio chi ne avesse bisogno di contattarci. Vi è sempre un primo contatto e anche una prima visita, una prima valutazione con il direttore sanitario, il medico fisiatra, lo specialista della struttura. Il primo contatto è gratuito e sarà la valutazione dei problemi specifici della persona. Noi indichiamo un preventivo di costo e anche dei tempi di recupero con un'aspettativa ragionevole a ciascun ospite. Ci tengo a sottolineare Sì? che caratteristica del nostro ambulatorio è che tutti i servizi e tutte le terapie sono assistiti ed individuali. Da noi c'è un rapporto pazienti-terapisti di 1 ad 1. Non facciamo terapie di gruppo. Nell'ambito della riabilitazione in acqua, il fisioterapista si immerge in acqua insieme al paziente Ah, quindi e davvero quindi c'è un'assistenza un'assistenza ad veramente personam, come personalizzata. dicevano gli antichi romani. Mm. Ecco, davvero informazioni interessantissime, abbiamo visto anche scorrere in sovraimpressione i siti internet sia di Hermitage, ecco li Sì. vediamo, terme.it, che di medicalhotel.it, quindi invitiamo tutti gli amici o comunque i curiosi che magari pensano anche di potersi concedere, Certo. regalare una vacanza in relax, come abbiamo scritto in sovraimpressione, una vacanza che ti migliora la vita, no? Perché c'è prettamente questo aspetto salutistico, Sì. curativo del vostro E hotel. devo dire che l'ambiente, oltre a dare dei vantaggi funzionali, Mhm. abbattendo i costi di trasporto, i costi di indiretti, i costi di assistenza, dal punto di vista emotivo e psicologico, godere della sicurezza di una struttura sanitaria qualificata e Extra certificata, ma in un ambiente ospedalizzata. non ospedalizzato, Esatto. dà quell'atmosfera che dal punto di vista
psicologico emotivo Di recupero favorisce mentale. ancora di più, soprattutto dopo un intervento chirurgico, quella voglia di ritorno alla vita attiva. Beh, importantissimo, si sa che le cose belle, anche solo a guardarsi o a viversi, aiutano ogni forma di recupero, no Marco? Certo. Quindi davvero complimenti. Ecco, volevo magari fare qualche battuta prima di lasciarti Certo. sulla fangoterapia, sull'importanza Sì. appunto di questa materia prima di cui Abano e Montegrotto godono, come insomma più di Sì. altri centri sicuramente. Io ci tengo a sottolineare questo, la fangoterapia del nostro territorio, quella che viene erogata alle terme euganee, è una fangoterapia innanzitutto naturale. I nostri fanghi sono l'argilla naturale di un lago termale, il laghetto Costa, che è vicino ad Arquat Petrarca. Quindi le sì. nostre argille non sono ottenute per premiscelazione di polveri e di acque, Ecco, come questo è talvolta importante. accade in altri centri benessere o in altri centri termali. O in prodotti che vengono venduti Esattamente. a mo' di Il nostro è un fanghi. prodotto naturale. Il fango di Abano è un prodotto certificato che è stato validato scientificamente grazie all'opera della nostra associazione di categoria e a un lavoro fatto con l'Istituto Mario Negri. Si sono isolati quei principi attivi che si generano naturalmente nelle nostre argille e Ecco, hanno la vediamo capacità, beh, questo è un trattamento cosmetico, allora non c'entrava niente. non è Beh, fangoterapico. fate anche quelli Sì, comunque. la parte di certo, cosmesi quindi e di anche benessere l'estetica è esattamente importante. accompagna l'ospite nel suo Certo, soggiorno. allora mi stavi dicendo appunto dei vantaggi della Sì, fangoterapia. l'indicazione ha un effetto. Io non sono medico, quindi No, ci no, tengo a però insomma in precisarlo. qualità di Però nella mia amministratore, struttura gli certo. ospiti potranno ciascuno dialogare con il medico. La fangoterapia, l'indicazione ha un effetto antalgico, quindi antidolorifico, e ha un effetto antinfiammatorio e è indicata in tutte quelle patologie degenerative legate all'invecchiamento, all'artrosi, all'osteoporosi afferenti l'apparato muscoloscheletrico. Nell'ambito specifico della fangoterapia, tutti gli stabilimenti termali di Abano, Montegrotto e Teolo nel mio caso, Certo. sono convenzionati con il sistema sanitario nazionale, quindi tutti i cittadini italiani, ricordo, hanno diritto ad un ciclo di cure termali gratuite pagate dal Servizio Sanitario Ecco, hai fatto bene a Nazionale. ricordarlo, sono belle Importante notizie. che si rivolgano ai loro medici di base. Con la ricetta. Esattamente, importante che i medici, ragione per cui ci tengo ad essere qui, all'interno del loro aggiornamento non dimentichino che la realtà termale italiana e quella veneta in particolare è uno degli strumenti di cui il sistema sanitario nazionale dispone e quindi è bene farne uso, è bene aggiornarsi, è bene chiedere in modo da verificare laddove faccia bene ai loro pazienti di non dimenticarci che c'è anche questo strumento che è validato scientificamente. Bene, hai fatto benissimo a ricordarlo perché è giusto che anche la medicina tradizionale si avvalga Esatto. delle facoltà terapeutiche, vero, della fangoterapia. Magari non Certo. tutti i medici hanno ancora culturalmente questa abitudine, no, Non di vi è- mandare sì. il Talvolta paziente. dispiace verificare, ad esempio ad oggi all'Hermitage noi abbiamo un 70% di clientela tedesca o austriaca, un 20% di clientela francese, francofona, e solo un 10% di clientela italiana. A volte Come dispiace... si dice, nemo profeta in patria, vero Esattamente. Marco? Talvolta abbiamo verificato che in Francia e in Germania l'approccio da parte della medicina c'è quella piccola consapevolezza in più che ha consentito un dialogo, come dire, fattivo tra le altre. Continuativo, Esattamente. Noi gli strumenti li abbiamo, il sistema sanitario nazionale ce li ha garantiti, è importante che i cittadini siano informati e che si rivolgano ai loro Bene. medici per chiedere informazioni Nel nostro specifiche. piccolo speriamo di aver divulgato insomma, questa bella informazione che può essere utile a molti amici che ci stanno seguendo in questo momento e che invitiamo a collegarsi ai siti internet che abbiamo visto in sovraimpressione o chiedere informazioni dell'Hermitage Bel Air Medical Hotel. Amici, prendete nota perché è davvero un luogo meraviglioso. Troppo gentile. Allora, Daniela. salutiamo l'ingegner Marco Maggia. Marco, grazie Arrivederci. infinite di essere stato qui con noi, nostro gradito ospite. Amici, qualche stacchetto pubblicitario, un paio di minuti di pubblicità e vi aspetto in compagnia di una nuova ospite. A tra poco. Amici, bentornati in diretta nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Abbiamo appena salutato l'ingegner Marco Maggia dell'hotel Hermitage Bel Air Medical Hotel, bellissimo di Abano Terme, e adesso ci ha raggiunto in studio una nuova ospite. Benvenuta, ve la presento subito, si chiama Morena Abiti di Vivarte.
Allora, benvenuta Morena. Grazie, benvenuta e un caro saluto ai nostri ospiti. A me, perfetto, grazie Morena. Allora, con te parleremo di una bellissima rassegna giunta con successo alla sua ottava edizione, Inverno al Museo in Famiglia, appunto 2010-2011. Raccontaci un po' di cosa si tratta e intanto dove si svolge a Treviso, vero? Sì, si Morena? svolge a Treviso, al Museo di Santa Caterina. Che è un museo meraviglioso, poi ci spieghi meglio insomma, anche il valore aggiunto di questo luogo magico. Sicuramente, è una manifestazione che giustamente è alla sua ottava edizione, grazie che cosa? A una simbiosi, un'unione tra il Comune di Treviso e l'Associazione Culturale Vivarte per realizzare delle attività domenicali per la famiglia, una serie di iniziative che possono essere fruite dalla famiglia nel suo insieme ma anche singolarmente. Da tutti i membri insomma delle Certo. famiglie trevigiane, ma non solo, perché penso che abbiate un bel bacino d'utenza anche dalle zone limitrofe, come si dice. Beh, sicuramente zone limitrofe, ma direi anche dal Veneto e dalle province e delle regioni vicine. Quindi grande attrazione insomma da parte di questo museo. Beh, sicuramente come museo, perché diciamo è un museo che già come contenitore ha una storia che spazia dalla famiglia dei Da Camino per poi venire... Dal 300, vero, più certo, o meno, visto, quindi dal 1300 in poi, quindi una grande storia. Poi diventa convento e poi, ahimè, diventa caserma e quindi finalmente diventa un museo della città che raccoglie moltissime collezioni che noi cerchiamo proprio di valorizzare con questi percorsi domenicali. Ottava edizione, ogni anno abbiamo scelto un tema, un argomento diverso. Quest'anno siamo arrivati ai materiali perché? Perché proprio osservando le opere, certo l'opera d'arte è la materia prima dal quale si parte, perché essendo all'interno di un museo giustamente le persone vengono per osservare le opere d'arte conservate, osservarle, poche, talvolta cambiare di volta in volta l'osservazione, argomento sicuramente, ecco quest'anno sono i materiali con i quali le opere sono state costruite, ma materiali che poi per quanto riguarda i bambini vengono riutilizzati e soprattutto riciclati in qualche modo. Riciclati, sicuramente sono materiali di uso quotidiano, di uso diciamo a cui non diamo nelle nostre famiglie grande importanza, materiali poveri, che in questa situazione, in questo contesto vengono per così dire nobilitati. Innanzitutto vengono conosciuti per il loro aspetto fisico, per il tatto, ecco, far percepire ai bambini la superficie, certo, e poi vengono assemblati in maniera diversa, facendo attenzione al loro volume, alle dimensioni, alle loro caratteristiche, ai loro colori e per farli diventare veri e propri piccoli oggetti artistici. Quindi per ridare in qualche modo dignità, vero, appunto dei materiali che un po' per la quotidianità, un po' per la non conoscenza di questo argomento vengono considerati poco interessanti, no? Invece rivisti dai bambini, manipolati e in qualche modo conosciuti sotto un'altra luce diventano delle piccole opere anche loro in qualche modo artistiche. Sicuramente, certo, per noi è molto importante più che la produzione, l'oggetto finale, l'esperienza che il bambino fa all'interno innanzitutto di questo luogo che per lo più diciamo un luogo nuovo, sconosciuto, quindi l'acquisizione dello spazio, ma poi poter, oltre aver osservato attraverso un piccolo percorso, poi poter praticamente cimentarsi. Dicevamo, una manifestazione per la famiglia, certo, perché i genitori possono accompagnare i bambini in questo percorso, oppure sono stati creati ad hoc delle visite per gli adulti. Quest'anno stiamo ripercorrendo quelli che sono gli insediamenti nel Trevigiano dell'antichità, quindi siamo partiti con la prima domenica, scorsa domenica, con i Veneti antichi. Questa domenica invece si parlerà di romanizzazione, di come la cultura degli antichi romani si interseca con quella dei Veneti antichi e poi proseguirà con la conoscenza delle opere medievali, rinascimentali e contemporanee conservate nel nostro bel museo. Questo è veramente affascinante, no? Perché riporta a dimensioni lontane, quindi è un approccio anche un po' romantico, se vogliamo, nel senso letterario del termine. Si rivivono scene di epoche passate,
scene anche proprio familiari, domestiche. Certo, sicuramente, per quanto questa manifestazione è una manifestazione domenicale di intrattenimento, di svago, di conoscenza, di conoscere cose per ciascun incontro poche cose, osservare pochi oggetti, ma non so, interpretare, incontrare il museo come si incontra una biblioteca, invero, incontrarla di volta in volta con un libro e come potrebbe essere con poche opere d'arte che però vengono conosciute, sviscerate, avvicinate, approfondite e per dare una nuova sensibilità, un nuovo stimolo di conoscenza e di curiosità. Bene, una veramente rassegna molto interessante. Ricordiamo che è iniziata il 7 di novembre, Sì. Vero Morena, è iniziata il 7 di novembre, poi proseguiranno i prossimi appuntamenti il 5 di dicembre, e poi il 23 gennaio, 20 febbraio e 20 marzo, per cui sono 5 domeniche fino a marzo 2011. Certo, ci sarà poi un momento conclusivo, grazie proprio al sostegno del Comune di Treviso, in particolar modo dell'assessore Michelon per le politiche della famiglia, per le politiche sociali e della scuola, soprattutto che avremo l'opportunità il 7 di maggio di inaugurare una mostra che andrà a presentare i lavori realizzati in laboratorio durante queste domeniche invernali, ma non solo questo, di presentare anche un quaderno didattico che appunto riguarderà proprio la famiglia dai Veneti antichi ai giorni nostri. Un quaderno che potrà poi essere utilizzato nell'ambito della famiglia per un percorso una volta usciti dal museo, per conoscere la nostra città e per così conoscere. Aprire un po' la propria mente anche così su questo affascinante mondo del passato. E infatti mi viene un po' da chiederti com'erano questi Veneti antichi, queste famiglie. È cambiato moltissimo il panorama, diciamo, a livello domestico familiare, o i Veneti hanno mantenuto radicalmente delle caratteristiche? No, beh, I sicuramente cambiamenti ci sono ci stati. sono stati sicuramente e notevoli, però un conoscere diciamo le nostre origini, ciò che ci ha preceduto è un modo anche per valorizzare noi stessi, ma anche per creare dei ponti verso coloro che hanno avuto esperienze diverse. Certo, questo insomma un recupero dell'identità, una memoria di quello che si è stati, aiuta a conoscersi meglio decisamente anche nel presente, vero Morena? Certo, ecco, un'altra diciamo, opportunità per le nostre famiglie che frequenteranno il museo, un momento conclusivo alle ore 17 di ciascuna domenica, un momento musicale in cui le famiglie si riuniranno proprio all'interno della chiesa di Santa Caterina e per essere intrattenuti per qualche momento da un gruppo musicale Ensemble Ravel, organizzato, tenuto da ragazzi dai 12 ai 20 anni, quindi giovanissimi, quindi. proprio una manifestazione fatta dai ragazzi per i ragazzi. Bello. Ecco, e a questo proposito vorrei ricordare che anche le visite stesse destinate ai bambini sono condotte da ragazzi delle scuole superiori che abbiamo formato con un'attività di conoscenza del museo. Che bella questa cosa, piccoli ciceroni che accompagnano a loro volta i piccoli amici. Infatti, È una cosa sì. molto carina, dà sicuramente degli strumenti culturali anche a ragazzi proprio giovanissimi. Beh, delle opportunità per mettersi in gioco. Sappiamo i nostri ragazzi hanno la vita in tasca e quindi devono manifestare anche le loro competenze, le loro capacità e soprattutto il loro entusiasmo. E ci Lo riescono. dimostrano, vero Morena? Saranno contenti di questo ruolo, si sentiranno investiti anche di una responsabilità, se vogliamo. Sì, perfettamente, ma si sanno porre molto bene con i più piccoli, diciamo. Ma ancora una precisazione. Sì, perché ci sono tantissime novità, insomma, legate a questa rassegna, quindi snocciolale pure tutte. Invero, ecco, Vivarte non si occupa solo di attività domenicali per le famiglie, si occupa anche di attività durante la settimana per le scuole, per gli insegnanti, per i diversamente abili, quindi con percorsi, con laboratori nelle scuole e al museo, con percorsi sempre all'interno del Museo di Santa Caterina, ma non solo, e dei percorsi legati al nostro territorio, alla città di Treviso. Bene, quindi un impegno davvero culturale a 360 gradi, non solo legato appunto, come dicevi tu, alla domenica. Ricordiamo il tema di quest'anno, scritto proprio con il trattino tra i vari verbi, rivedo, riletto, riutilizzo. Appunto questo è il tema dell'8ª edizione della rassegna. Vediamo delle foto adesso, delle immagini molto belle appunto di bambini insieme a ragazzi comunque sempre molto giovani.
Ecco, qui Sì, sono stanno infatti con i ragazzi delle lavorando scuole. a dei lavori appunto manuali sempre legati ai materiali, no? Sì, certo, ecco, vediamo che sono degli artisti in erba, possiamo definirli così, guidati, ecco, qui siamo invece in un momento siamo all'interno della chiesa di Santa Caterina, un Ecco, si momento di vedono le opere d'arte premiazione. sullo Ecco, sfondo. l'anno scorso infatti avevamo lavorato con un concorso artistico con i ragazzi sempre delle superiori. Ecco, un momento, ecco, grandi, qui c'è un insegnante perché trade union tra la manifestazione e diciamo la scuola sono giustamente gli insegnanti che si fanno portavoce, che soprattutto danno questa curiosità, questo stimolo ai ragazzi per venire al museo. Bene, vediamo anche ritratta la nostra collega Francesca Iuculano, che dopo ha fatto anche un servizio sulla manifestazione e la rassegna, e lo vedremo prima di salutarti, Morena. Qui proseguiamo appunto con le immagini molto vivaci, colorate di tutti questi bambini, no? È bello vederli che non stanno giocando semplicemente al parco giochi, ma stanno comunque nel loro piccolo facendo un'attività culturale importante. Ma si tratta sostanzialmente di un'attività di sensibilizzazione, parliamo sempre di domenica, quindi un Sì, però momento. è un segno importante per insomma, indicare una strada anche di apprendimento ai bambini, no? Certo, ma di prendere appunto un museo, una, una alternativa, diciamo così, a tante cose che si possono fare alla domenica, andare a teatro, al cinema, forse al centro commerciale, fare una passeggiata in mezzo alla natura, ma Anche anche venire questo, al sì, museo, proprio certo. creare questa familiarità e quotidianità con l'ambiente museale, dove ogni volta si va per vedere poche cose, approfondirle, conoscere e Quindi chissà. non un approccio anche diciamo un po' pesante o troppo didascalico, No, quello è il bello, no? L'aspetto no. ludico, comunque in un museo che è la casa, no? Per definizione dell'arte e della bellezza appunto culturale, è bello, no? Che i bambini leggano il museo anche in questo senso, non solo magari associandolo allo studio, alla scuola, ma anche un aspetto così di interazione, di socialità molto ludica. Ma in cui soprattutto sentirsi bene e stare bene assieme agli altri. Bene, ai genitori ma anche agli altri bambini. Certo. Allora, ricordiamo che saranno 120, vero, gli studenti dell'Istituto Alberghiero Alberini di Treviso e del Liceo Ginnasio Statale Cittadino Antonio Canova che appunto verranno debitamente formati e saranno questi piccoli ciceroni appunto che accompagneranno il percorso culturale di questi bambini. Anche questa era una nota che mi faceva piacere dare perché insomma è un aspetto molto innovativo se vogliamo rispetto ad altre rassegne. C'è un sito, Morena, per eventualmente un sito internet, un indirizzo per attingere le informazioni? Beh, Vedo qui, sicuramente, ecco, intanto tramite il sito dell'Associazione Vivarte, quindi lo diciamo, certo. Sì. www.associazionevivarte.org di cui sei appunto presidente. Sì, sì, certo, oppure anche attingere a delle informazioni direttamente attraverso la mail info@associazionevivarte.org. Che si trova sempre sul sito di Vivarte, quindi Sì, oppure direttamente anche attraverso i contatti telefonici sia al Museo di Santa Caterina che nell'ambito della nostra associazione. bene, ti ringrazio Morena per averci aperto questa finestra, insomma, su un'attività veramente bella, giunta all'8ª edizione, ricordiamo, di questa bellissima rassegna Inverno al Museo in Famiglia. Quindi lo diciamo a tutte le famiglie che ci stanno seguendo, un modo così molto carino, divertente e legato alla socialità e alla cultura per trascorrere appunto l'inverno, le domeniche invernali, magari appunto coprendosi un po' dal freddo in un luogo così molto affascinante e suggestivo come quello del Museo di Santa Caterina. Allora, salutiamo amici la nostra ospite, Morena Abiti, Grazie, grazie appunto a voi. presidente di Vivarte, e Morena ci vediamo insieme al servizio che ha realizzato l'anno scorso appunto sulla 7ª edizione della rassegna la nostra collega amica Francesca Iuculano. Amici, vediamoci il servizio e poi torniamo in studio con l'ultimo ospite. Una mostra colorata dove il colore è il protagonista, un colore sperimentato e vissuto da oltre 600 ragazzi che hanno visitato e partecipato ai laboratori creativi e didattici d'inverno al Museo in Famiglia, un'iniziativa a cura dell'Associazione Culturale Vivarte arrivata alla 6ª edizione che quest'anno ha riempito i musei trevigiani di bambini ed adulti, 1200 le persone che hanno partecipato a visite guidate, sperimentazioni pittoriche o che hanno aiutato gli esperti di Vivarte, come nel caso dei 110 ragazzi di 2 licei di Treviso che si sono impegnati nel ruolo di cicerone per i più piccoli.
Sicuramente una manifestazione per i ragazzi è fatta dai ragazzi. Ecco, a questo proposito ricordiamo il progetto con le scuole medie superiori di Treviso, Liceo Canova e Liceo Artistico, che sono coinvolti a intrattenere i giovani visitatori alla domenica, ma dando loro sicuramente gli strumenti, quindi un'attività di formazione che Vivarti ha messo in campo con questi istituti nei mesi di settembre e nel mese di ottobre. E così è arrivato il giorno della mostra, capace di risvegliare sensazioni ed emozioni, riscoprendo i colori con gli occhi dei bambini. Si parte dal disco di Itten, che è un classico del colore, per chi vuole avvicinarsi al colore, per poi arrivare alla percezione visiva. Quindi c'è tutto un discorso adolescenziale del colore, se vogliamo, no? Il colore dai rudimenti, dai colori primari, secondari, ai terziari, all'elaborazione, alla fantasia. È stata soprattutto un'esperienza sui colori primari, sulla mescolanza dei colori e su quello che si può ottenere anche dal punto di vista emotivo mescolando colori diversi. Qual è il colore che ti piace di più? L'azzurro e il viola. Chi mi sa dire quali sono i colori primari? Rosso, blu e giallo. Chi mi sa dire qualche colore secondario invece? Allora, il arancione, il viola e il verde. Ecco, siamo tornati in studio Amici a Chiacchiere e Caffè, ci hanno raggiunto due ospiti con cui chiuderemo la puntata di oggi. Ve li presento subito. Alla mia destra Dario Bedin dell'Associazione Fraternità Missionaria Onlus di Cadoneghe in provincia di Padova, che io ben conosco, e poi qui subito vicino a noi Francesco Valentini, presidente dell'Associazione MIA. Allora, siete qui, intanto benvenuti per presentare questa bellissima manifestazione, l'11° torneo nazionale di tennis a rotelle. Allora, raccontatemi un po' di cosa si tratta e chi vuole cominciare? Francesco. Io sarei un po' più, io ho avuto la fortuna di incontrare Dario che mi dà una mano con i suoi amici, insomma, quindi sì, questo torneo è già l'11ª edizione che si fa qui a Padova ed è un campionato italiano su serie a rotelle, quindi è una cosa a livello nazionale. Esatto. Bene, però si tiene dove, Francesco? Si tiene all'Oasi 2000, che è in via Piaveghetto, via Chiesa Nuova. Ah, quindi qua a Chiesa Nuova, sempre in provincia di Padova. Iniziamo sabato e proseguiamo fino a mercoledì. Quindi da sabato 4 dicembre si comincia fino a mercoledì 8 dicembre. E ci saranno appunto c'è il tabellone maschile, il tabellone femminile. Ah, quindi ci sono squadre miste, sia uomini e poi la squadra femminile. I giocatori vengono da tutta Italia, fanno parte del ranking nazionale, insomma, e ovviamente ognuno che vuole partecipare, venire a vedere la manifestazione sarà solo che il benvenuto. Certo, infatti invitiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo a fare il tifo per tanti giocatori impegnati perché, insomma, in questo bellissimo torneo. È sempre una bella cosa, è una cosa che non si vede spesso e quindi anche bisogno di essere stimolata, insomma. Certo, e fai bene, insomma, a sottolineare questo aspetto. E c'è ancora spazio, tempo per le iscrizioni? No, per le iscrizioni ormai sono no, chiuse. Anche perché insomma ormai manca pochissimo. Non è che sono poi tanti. Però sarebbe bello appunto avere una bella cornice di pubblico e avere partecipazione in questo senso, insomma. Assolutamente. Allora invitiamo appunto gli amici a venire a fare il tifo, ad essere un folto pubblico che applaudirà i partecipanti. Chiedo qui a Dario Bedin un po' di informazioni su questa associazione Onlus, Fraternità Missionaria di Cadoneghe, che è promotrice appunto insieme all'associazione MIA di questa iniziativa. Ecco, volevo permettere che il torneo inizia sabato, il giorno 4 pomeriggio e terminerà con le premiazioni il giorno 8. Bene, a che ora inizia? Inizia alle 2. Alle 2 del pomeriggio, quindi il tempo di mangiare, di vedere, insomma, di bersi un caffè e poi arrivare. Ecco, io sono il presidente di questa associazione che opera un po' in tutto il mondo, perché ormai dal 96 abbiamo un po' decentrato la nostra attività in tutte le nazioni, tantissime nazioni, insomma, ecco, del mondo, livello mondiale. A livello mondiale. Però ecco, non opera solamente
sì, in campo internazionale, ma anche si preoccupa dei problemi del territorio. Ecco per cui mi sono rivolto a Francesco per dargli una mano a questo torneo. Io mi sono meravigliato, gli anni scorsi ho partecipato anch'io, ho visto come naturalmente spettatore questo torneo, mi sono meravigliato di questi ragazzi che sono talmente bravi che meritano sicuramente il nostro applauso. Ecco, faccio un appello perché molti possano applaudirli, perché effettivamente hanno dentro di loro una forza, un coraggio, eccetera, che necessitano proprio di un incoraggiamento, anche perché per affrontare la vita hanno sentato più difficoltà di noi, insomma, ecco. Dario, quello che dici è toccante ed è verissimo, perché danno un grande stimolo a tutti noi, a volte magari ci si lamenta, Sì. no, di piccole cose, invece la grande forza di questi ragazzi che giocano a tennis, appunto a dispetto sicuramente di alcune problematiche che possono essere legate alla loro mobilità. Ecco, sì. invece grande esempio, ecco, vediamo delle immagini, penso delle edizioni precedenti, quindi riusciamo anche a farci un po' l'idea di come viene sviluppato il gioco, quindi è assolutamente una partita di tennis, un torneo di tennis a tutti gli effetti, con i giocatori ovviamente che si muovono sulle carrozzine. Esattamente. Sì, le regole sono praticamente le stesse, vero solo Francesco? che noi possiamo usufruire dei 2 rimbalzi, però poi le superfici sono le stesse. Esatto, ma credo che l'allenamento, insomma, anche quello sia molto impegnativo, no, a livello fisico. Sì, beh, chiaramente guidare una carrozzina e nello stesso tempo giocare a tennis non è il massimo della semplicità. Sì. Ecco, ma per esempio tu Francesco da quanto giochi a tennis? Beh, io gioco da una decina d'anni. Quindi sei proprio uno sportivo agonista a tutti gli Sì, effetti. non sono a buoni livelli, però perché grande appunto passione. Organizzo, quindi sì, esatto. Insomma. Ecco, com'è nata, Dario Bedin, la sinergia appunto tra lui fraternità missionaria? È un socio da sempre, diciamo, dell'associazione, per cui è così. Ecco, la necessità di dare una mano anche nel territorio mi ha spinto a prendere contatti con Francesco e organizzare un po' questo torneo. Ma è un torneo, chiedo appunto per curiosità mia, che ha uno Sì. scopo benefico o comunque No. c'è intrinseco lo scopo benefico, nel senso che ecco, si sodalizza con questi ragazzi, con questi giocatori? Appunto con questi giocatori. Sì, no, non ha uno scopo benefico, non raccogliamo fondi per qualche progetto, ma bensì quindi chiedete li aiutiamo tifoseria, chiedete partecipazione. Chiediamo soltanto partecipazione, sì. Bene, quindi davvero invitiamo assolutamente tutti gli amici a seguire ad questo applaudire torneo. questi ragazzi che sono effettivamente meritevoli della nostra solidarietà, del nostro applauso e anche, devo dire, applauso, della nostra ammirazione. Per esempio, sì. Francesco, giocatori da tutta Italia, no, hanno aderito a questo torneo, ne arrivano anche dal sud, per curiosità? Sì, abbiamo, questo è uno dei, ma penso sia il più vecchio torneo qui in Italia, del ranking italiano, e quindi è un po' conosciuto fra tutti i giocatori. Abbiamo un giocatore da Lecce, abbiamo un giocatore da Agrigento, abbiamo diversi rappresentanti da tutte le regioni. Poi qua abbiamo Torino, Milano, insomma. E molti immagino, insomma, anche dal Veneto, sì, stesso, che sono più comodi guida, a raggiungere la sede. Qui siamo in casa, quindi. Ecco, sede che ricordiamo è quella delle Oasi. Dell'Oasi 2000, in via Chiesa Nuova. Via Pioveghetto a 9, mi sembra. Sì. Dal 4 all'8 dicembre. Esatto, la data, mi raccomando amici da memorizzare, è quella di sabato prossimo con inizio alle ore 14. Ecco, fino a 8 dicembre che si terrà poi la premiazione. La premiazione finale. La premiazione sarà mezzogiorno, insomma. Ecco, in cosa consiste? In un trofeo, come in tutte le manifestazioni sportive? Avremo un trofeo, alcuni gadget che daremo un po' a tutti i partecipanti. Benissimo, allora per attingere delle informazioni, magari per i curiosi anche che vogliono conoscere meglio l'associazione mia e Fraternità Missionaria, vogliamo dare dei riferimenti, un sito Io ho un internet? sito dove chi vuole può naturalmente entrare e vedere un attimo l'attività della nostra associazione, che è framis.it. Quindi www.framis.it. Sì, se volete altre informazioni su questo torneo potete telefonare allo 049 70 10 03.
Benissimo, 049 70 10 10 03. Oppure c'è anche il sito dell'associazione mia, diciamolo. che è www.mielolesiassociati.org. Benissimo, e comunque per chi volesse anche andare su un motore di ricerca, digitare Fraternità Missionaria, Associazione Mia, arriva subito alle informazioni. Allora amici, avete sentito, mi raccomando, grande adesione, grande risposta di pubblico e vi invitiamo ad andare a vedere questo torneo internazionale di tennis a rotelle, giunto alla sua 11ª edizione. Comincia sabato prossimo, 4 dicembre alle ore 14. Allora salutiamo i nostri ospiti, Dario Bedin e Francesco Valentini. Grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per questa manifestazione sportiva e anche ludica, insomma, immagino. Allora amici, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti. Io ringrazio tantissimo voi davvero per seguirci con sempre più grande affetto, non so come ringraziarvi. Ci vediamo domani dalle 13, sempre più o meno alle 14, nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao, grazie a tutti, a domani. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't